Stop Football, non football without fans, tradotto letteralmente stop al calcio, non al calcio senza tifosi. Titola così il comunicato redatto in più lingue dagli ultras europei. In questo contesto si sono riunite le tifoserie italiane, tedesche, spagnole e francesi che hanno dato vita ad una protesta contro la possibile ripresa dei campionati di calcio. I tifosi ritengono le porte chiuse un controsenso rispetto alla natura stessa dello sport più popolare del pianeta, un'iniziativa che coinvolge attualmente centinaia di gruppi ultras e che ha coinvolto anche quelli nostrani e relativamente a quelle dello Stadio Esseneto, che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Nel nostro documento, si legge nel comunicato, abbiamo sollecitato gli organi competenti di mantenere il fermo delle competizioni calcistiche, fino a quando l'affollamento degli stadi non tornerà un'abitudine priva di rischi per la salute collettiva. Oggi il calcio è considerato più come una industria che come uno sport. Sono le pay TV a tenere sotto scacco le società, in un sistema basato solo ed esclusivamente su business e interessi personali. Se non verrà ridimensionato, porterà alla morte il calcio stesso. Se noi ultras intendessimo lucrare sulla nostra passione, come ci capita di leggere e a sentire in questi giorni, spingeremmo per la ripartenza dei campionati. Tutto questo deve cambiare, siamo pronti a confrontarci con chi di dovere per riportare il calcio ai suoi albori, per tornare a vivere la nostra più grande passione in prima persona, per fare in modo che questo torni a essere uno sport popolare. Tra i tantissimi firmatari non mancano i gruppi siciliani e per la provincia di Agrigento, oltre ai tifosi dell'Agragas, hanno aderito anche quelli di Favara, Ribera Sciacca ed altri ancora che stanno aderendo di giorno in giorno.